Benvenuti al terzo appuntamento della rubrica dedicata al patrimonio vegetale del Parco del Museo Nazionale di Villa Pisani, dal titolo L'Eden del Doge dei Re. Il tema di questa clip sono i glicini. Dentro ti amo e fuori tremo, come glicine di notte, recita un passo della canzone di Noemi all'edizione di Sanremo 2021, intitolata proprio Glicine. Il glicine, infatti, è simbolo appropriato della primavera amorosa e dello stretto legame che unisce gli innamorati. In Oriente rappresenta la coscienza che si snoda e si torce, inglobando in sé l'ambiente esterno. È anche pianta tenace e ben radicata, metafora dell'amicizia fedele e duratura, ma soprattutto è pioggia di fiori profumati che dondolano al vento, bellezza, delicatezza e fragranza per i sensi. Noto un po' a tutti, adorna pergolati e muri di giardini e terrazze di tutto il mondo. Appartiene alla famiglia delle fabacee o leguminose, come fave e fagioli. Entro il genere Wisteria sono incluse diverse specie, varietà e ibridi, originari di Cina, Giappone e Nord America. La colorazione dei fiori è variabile dal blu al lilla, al rosa, al bianco, anche in gradazione tra loro. La più diffusa specie cinese, Wisteria sinensis, e quelle giapponesi fecero la loro comparsa in Europa a partire dalla seconda decade dell'Ottocento. Nel parco di Villa Pisani, gli Asburgo, a metà dello stesso secolo, disposero Wisteria sinensis a rivestire le due lunghe gallerie in ferro che corrono parallele ai raffinati edifici adibiti a casa del giardiniere e magazzino degli attrezzi e delle serre mobili. Al centro dello spazio tra le costruzioni e fulcro di 6 assi prospettici che attraversano il parco è collocata l'esetra Belvedere, opera settecentesca di Girolamo Frigimelica Roberti. Il generoso arrampicante prese il posto delle precedenti piante di agrumi che erano addossate ai due edifici a uso dei giardinieri, in modo che fossero protette dai venti freddi del nord e dal gelo invernale grazie ad apposite serre mobili a travature lignee. I loro punti di incastro entro la muratura sono oggi ancora visibili. Le gallerie di glicini del parco di Villa Pisani sono ambientazione ideale per scenografiche passeggiate dei visitatori, ma sono anche prezioso punto di alimentazione per api e bombi. Del resto, il nome comune della pianta deriva dalla parola greca glikis, cioè dolce, proprio in riferimento ai fiori nettariferi e commestibili. Per altre suggestioni sul parco e consigli di visita, vi diamo appuntamento al nostro prossimo clip.